Il grande esodo dei medici veneti all'estero è scritto nei numeri. 600 professionisti sono partiti nel 2023 per andare a lavorare in ospedali e cliniche di altri paesi, secondo uno studio della FNOMCEO. Le partenze non accennano a fermarsi guardando le stime più recenti. Nei primi mesi del 2024 abbiamo già avuto oltre 300 colleghi veneti che sono andati a lavorare fuori dall'Italia, a conferma che il fenomeno non tende a diminuire. Commenta Francesco Noce, alla guida della Federazione regionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, la FNOMCEO appunto del Veneto, nonché presidente dell'ente ordinistico di Rovigo, che ha presentato le ultime stime. L'Italia conta ogni anno l'addio di 20.000 dottori, secondo il conteggio dei certificati di buona condotta che il Ministero della Salute rilascia ai professionisti che chiedono di trasferirsi fuori dalla madrepatria dopo la laurea o la specializzazione. La maggior parte dei richiedenti, pari al 90%, ha tra i 35 e i 40 anni. Il restante 10% riguarda invece pensionati. Non si tratta dunque di soli medici ospedalieri strutturati, ma anche di specializzandi e di professionisti provenienti dalla sanità privata. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 20 maggio 2024, la prima notizia del giorno riguarda la fuga dei medici dalla sanità veneta. L'articolo, a firma di Valentina Calzavara, da cui abbiamo letto le prime colonne, si trova sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM, precisamente a pagina 8, e il titolo è il seguente: medici in fuga all'estero, nei primi mesi del 2024 se ne sono andati in 300. Noce, presidente della FNOMCEO del Veneto, dichiara convinti da compensi maggiori e maggiore considerazione. Queste le motivazioni che spingono appunto i medici a trasferirsi all'estero. Il 90% dei professionisti che se ne va ha tra i 35 e i 40 anni, ma si contano anche pensionati, come abbiamo già visto. Le mete più ambite, vediamo, sono Nord America, paesi del Golfo, ma anche gli stati europei. Italia e Polonia sono gli unici paesi europei in cui l'atto medico è perseguito penalmente. C'è anche questo aspetto che viene evidenziato. E quindi perché partono e cosa cercano? I medici vanno all'estero per trovare migliori condizioni di lavoro, spiega Noce, in primis sotto il profilo economico, visto che gli stipendi sono fino a 4 volte superiori a quelli italiani. I colleghi che vanno a lavorare in strutture sanitarie all'estero beneficiano di una maggiore considerazione a livello sociale, oltre ai benefit e alle agevolazioni, un clima di elevato rispetto per la loro autonomia a tutti i livelli. Non da ultimo, i giovani professionisti di oggi sono cittadini del mondo, conoscono bene le lingue, hanno una maggiore propensione alla mobilità. Questo combinato disposto di fattori genera una perdita enorme per il nostro paese in termini di competenze e investimento nella formazione. Paradossalmente, per ogni medico che l'Italia si lascia scappare è come se si regalasse una Ferrari al paese che lo accoglie. Queste sempre le parole del presidente della FNOMCEO del Veneto. C'è anche sulla stessa pagina dei quotidiani del gruppo NEM una replica della regione, viene definita proprio così. Nel 2023 oltre 3.800 assunzioni, tanti vengono da altri paesi, e quindi se i medici veneti, molti medici veneti lasciano la regione, appunto, altrettanti o forse di più, secondo i dati della regione, arrivano da altri paesi. E invece no, leggiamo l'articolo, le prime righe almeno. Lato medici, un saldo negativo di 170 professionisti tra il 2019 e il 2023, considerando i soli tempi indeterminati. Ma d'altro canto un saldo positivo di 209 dottori tra i contratti a termine. Nello stesso periodo invece un delta decisamente positivo tra gli altri professionisti della sanità, più 1896 infermieri, più 2912 operatori sociosanitari tra i tempi indeterminati. E quindi complessivamente nell'arco dei 5 anni dal 2019 al 2023 la sanità veneta ha visto un incremento di 4.100 professionisti tra dirigenti medici, infermieri, personale tecnico della prevenzione e della riabilitazione, OSS e amministrativi.
E quindi ecco la replica ai numeri forniti dalla Fnomenceo. Un dato così generico relativo alle sole domande appare privo di significato. Questo è il commento della regione, che puntualizza ancora: è necessario capire fra questi dati la quota di medici specializzandi o in formazione che giustamente vogliono affrontare un periodo all'estero per arricchire la professionalità, capire poi la quota di medici pensionati, chi lavora anche all'estero in progetti universitari di partnership e molto altro. Bisogna anche considerare il numero di medici stranieri che arrivano nel nostro territorio e sono diversi. Ecco, questo sarebbe un dato interessante che però la regione non ha fornito, o almeno non è riportato nell'articolo dei quotidiani del gruppo NEM. Ebbene, per questa prima notizia di oggi abbiamo detto e letto abbastanza. Proseguiamo la rassegna stampa con altre notizie che troviamo invece sul Gazzettino. Livelli dei fiumi ancora alti e da stasera nuova allerta, idrovore limitate al 50%. Maltempo in Veneto, unità di crisi riunita, cruciali le 12 ore a partire dalla mezzanotte. L'assessore all'ambiente e alla protezione civile Bottaccin parla di picchi attesi di 100 mm, troppi per la bassa padovana che è sotto stress. La paura quindi è quella di nuovi allagamenti. Montebello, il bacino di laminazione viene svuotato lentamente perché fatica a calare il sistema Fratta-Gorzone. Nel Trevigiano il Livenza mostra un decremento molto faticoso nel decorso della piena. Insomma, quindi ancora allerta questa sera, abbiamo letto dalla mezzanotte in particolare, nuove precipitazioni e quindi altra preoccupazione per quello che continua ad essere definito maltempo, ma naturalmente sono gli effetti del cambiamento climatico, quelli che abbiamo sotto gli occhi. E sempre a proposito delle modificazioni che l'attività umana produce sul clima e sull'ambiente, abbiamo un'altra notizia sempre sulle pagine del Gazzettino che riguarda in questo caso la giornata delle api, che è proprio oggi. Fra Montello e Valpollicella, crollo delle api a causa dei pesticidi. È un allarme che viene lanciato in Veneto dall'Associazione Regionale Apicoltori, che si preoccupa proprio del futuro della categoria, quindi non una preoccupazione animalistica o ambientalistica, ma proprio di natura anche economica. La categoria degli apicoltori è a rischio visto il progressivo abbandono delle attività sul Montello trevigiano nella Valpolicella veronese, dove gli insetti muoiono di fame a causa delle monoculture e per l'uso sempre maggiore di fitofarmaci in agricoltura e viticoltura, aggravando le difficoltà presenti un po' dappertutto a causa dei cambiamenti climatici. È urgente coinvolgere comuni e associazioni di categoria, dice il presidente Gerardo Meridio, alludendo agli agricoltori. E insomma, secondo l'Associazione degli Apicoltori Veneti, la produzione è scesa da 35,40 a 5,10 kg di miele per ogni alveare, quindi un calo fino a un ottavo di quello che si produceva soltanto 15 anni fa. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia che troviamo ancora una volta sul Gazzettino. Si parla delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, le Olimpiadi invernali, giochi, il piano delle opere sportive e infrastrutturali, ecco costi e date in Veneto. Simico svela l'andamento dei 111 cantieri da 3,6 miliardi, di cui 2,8 per strade e treni. Simico è la società che si occupa appunto di realizzare queste opere. Le varianti di Longarone e Cortina, 2 lotti su 3, saranno pronte dopo le Olimpiadi. Ieri sera il Report ne ha messo in dubbio la sostenibilità. La società ribatte totale trasparenza amministrativa. Insomma, il Gazzettino pubblica l'elenco di queste opere, in particolare quelle che verranno realizzate in Veneto. Si va dal villaggio olimpico di Cortina al rinnovo della stazione di Belluno e di Feltre. Il costo complessivo l'investimento è quello di 3,6 miliardi di euro. Molte di queste opere, tuttavia, sono state contestate e lo sono tuttora da comitati locali e associazioni per l'ambiente. Una su tutte, naturalmente, la pista da bob di Cortina, che verrà realizzata per una spesa superiore ai 100 milioni di euro, e dicono i comitati di cittadini contrari non sarà più usata dopo le Olimpiadi. Questo è stato il destino di tante altre
piste da bob costruite appunto per le Olimpiadi. La disciplina non vede molti specialisti nel nostro paese. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata e un buon inizio di settimana.